Sono scesi in campo anche gli uomini della Digos, un'opera di mediazione, di pressing, assieme a quella delle imprese e delle istituzioni locali e alla fine missione compiuta. I netturbini, dopo una settimana di sciopero selvaggio, sono tornati al lavoro per rimuovere la montagna di rifiuti che si è via via accumulata per le strade di Agrigento e dei 18 comuni consorziati al lato GESA G2, tanto che proprio ieri l'ASP1 aveva lanciato l'allarme igienico-sanitario. La svolta nella tarda serata di ieri, dopo una lunga giornata di trattative e di incontri, grazie anche all'intervento delle organizzazioni sindacali che oggi elogiano l'atteggiamento degli operai. Grande senso di responsabilità degli operatori ecologici che si sono accontentati di una promessa di pagherò. Oggi riceverebbero 300 euro, voi capite che non si riuscirebbe a fare neanche la spesa. Gli hanno promesso il pagamento dopo le feste. L'intelligenza dei lavoratori è stata quella di capire che in questo ponte festivo non avrebbero potuto avere risposte. Gli operatori ecologici dunque si sono accontentati di un acconto di intascare 300 euro della mensilità di novembre già maturata, la restante parte subito dopo la festa di Santo Stefano, quando saranno materialmente disponibili le somme, poco più di 3 milioni di euro, stanziate dalla Regione. Rimane stand-by invece la 13ª e poi c'è la mensilità di dicembre ormai quasi in maturazione. Dunque la partita non è definitivamente chiusa e destinata a riaprirsi quanto prima, perché sentite Buscemi della CGIL. Noi siamo fortemente preoccupati per i mesi successivi, perché considerato che ormai i soldi delle bollette che i cittadini della provincia di Agrigento che fanno capo a questo ambito sono finiti, come si farà ad avere altre risorse se i sindaci non tengono nei loro bilanci le disponibilità economiche? Ma intanto stringiamo l'obiettivo sull'attualità e il presente ci dice che i netturbini sono al lavoro e sono stati addirittura autorizzati dal lato GESA G2, nonostante le vacche magre, ad effettuare i doppi turni pur di provare a pulire in tempo prima di Natale le strade, a svuotare i cassonetti stracolmi di rifiuti.